Giacomo Possamai è il nuovo sindaco di Vicenza, ha battuto Rucco al ballottaggio. Domani torna a Bassano il sottosegretario Stellari per il Tribunale della Pedemontana, cinta in fibrillazione. L'ex vice sindaco Roberto Marin bacchetta la sindaca Sullisa che chiede le nomine del CDA. Teatro Astra, dopo la comparsa delle farfalle sulla facciata, i bassanesi si indignano. Lavori sulla Valsugana, traffico deviato sui paesi della valle, colonne e disagi per giorni. Strade distrutte a Cismona, mesi dopo i lavori, cittadini infuriati e arriva la segnalazione. Domani verrà rimosso l'ordigno della Prima Guerra Mondiale a Romano, il sindaco avverte, fate attenzione. Boom di presenze e turismo in 12.000 a Marostica per la festa della ciliegia. Paura a Tiene, moto va a sbattere contro un'auto, ferita una donna sbalzata a terra. Va in bici sulla Ostiglia con il nipote, viene rapinata. Testimoni inseguono un rapinatore, lo fanno arrestare. Edizione serale di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. Giacomo Possamai è il nuovo sindaco di Vicenza, ha battuto il sindaco uscente Francesco Rucco al ballottaggio. E allora sentiamo subito le prime parole del primo cittadino a pochi istanti dopo l'arrivo dei dati ufficiali. È andata bene, nel senso che evidentemente i vicentini, seppur con un margine ridotto, ma hanno scelto a maggioranza di premiarci, di darci fiducia. È stato un risultato incredibile, nel senso che siamo partiti molto indietro. Qualche mese fa i primi sondaggi ci davano 17 punti lontani dal centro-destra, dal sindaco uscente Rucco, quindi è un risultato incredibile, ecco, da questo punto di vista. Siamo consapevoli che da domani mattina però si governa per tutti, cioè questa è una città che evidentemente ha dato anche tanti voti dall'altra parte. Noi abbiamo tenuto un atteggiamento in questa campagna elettorale sempre rispettoso, sempre attento, e quindi sarò il sindaco di tutti, saremo la maggioranza di tutti i vicentini. Sergio Leone direbbe per un pugno di voti. Sì, è stata oggettivamente una partita fino all'ultimo molto tirata, e quindi insomma siamo consapevoli che da domani si lavora per tutti. C'è tanta aspettativa però adesso. C'è tanta aspettativa, questa è una città che ha voglia di rilanciarsi, di ripartire, e quindi noi ci siamo, l'abbiamo detto fin dal primo giorno, abbiamo messo in campo una grande squadra che oggi è pronta a governare la città. Da dove si parte, sindaco? Si parte sicuramente dalla TAV, quindi dalla discussione con Irica Vederefei sulle modifiche che vogliamo per il progetto della parte ovest, e poi dai quartieri, l'abbiamo detto tante volte, sono i grandi abbandonati di questi anni, quindi a loro andrà un'attenzione particolare, una task force che da subito lavorerà per interventi nei quartieri della città. Per la prima volta vuole guardare la telecamera e commentare, dare un commento, un saluto ai cittadini. Io ringrazio davvero i vicentini per la fiducia, ringrazio i vicentini che ci hanno votato, anche chi non ci ha votato, perché è stato importante vedere che al ballottaggio l'affluenza sostanzialmente non è quasi calata rispetto al primo turno. Non succede mai, vuol dire che c'è stata grande partecipazione in questa campagna elettorale. Ecco, ci impegniamo a ripagare davvero questa fiducia. E domani il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari sarà a Bassano per incontrare gli ordini professionali e le istituzioni, e sul piatto il nuovo Tribunale della Pedemontana che è sempre più vicino. Torna a Bassano il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, e ogni volta che l'esponente del governo arriva in città, la riapertura del tribunale sotto forma di Palazzo di Giustizia della Pedemontana si fa sempre più vicina. Le cose sembrano essersi instradate nella direzione giusta, ma è sempre il caso di incrociare le dita. Incrociamole sempre, che non si sa mai. Diciamo c'è una contingenza favorevole, molti aspetti favorevoli. Lo stesso ministro, che per la prima volta è un ministro veneto, conosce i problemi veneti e ha voglia di risolverli, questo è fondamentale. E il fatto stesso che sia un progetto che noi avevamo preparato insieme con la Regione Veneto in occasione del convegno di Asolo del 2016, che sia stato proprio ripescato dal Ministero, preferisco pensare dal Ministro, visto che il Ministero non ci aveva dato speranze la prima volta, è una cosa importante. Unione di intenti, tutti remano nella stessa direzione: politica, categorie economiche, tutte le categorie professionali, anzi quasi tutte. A parte i miei colleghi avvocati, ma è un problema che ritengo possa essere benissimo superato dal Ministero. Ricapitolando,
La volontà c'è, il territorio si è espresso. I tempi sono quelli definiti dal sottosegretario nell'ultimo incontro, ovvero 6 mesi di rodaggio, poi entro il 2023 la definizione del percorso da parte del Ministero e un passaggio in Parlamento nel 2024. Va ben tutto, ma se questi sono i tempi possono inserirsi molti eventi disturbanti e potrebbe anche saltare fuori qualche brutta sorpresa. Qui ci vorrebbe un tempo veloce, cioè abbiamo deciso che è una buona cosa, il territorio lo chiede, la politica lo chiede, la struttura c'è, quindi non c'è da costruire un tribunale, prima lo facciamo partire meglio è. E sul tema del Tribunale della Pedemontana intervengono anche il sottosegretario Ostellari e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sul progetto del Tribunale della Pedemontana c'è unità di intenti fra il Bassanese, l'Alta Padovana e l'area del Trevigiano che gravita più a ovest. Qualche critica è stata mossa però dall'Ordine degli Avvocati e il sottosegretario Andrea Ostellari risponde così. Siamo in democrazia, la maggioranza sicuramente ha un peso e in questo non tanto solo quella politica, ma la maggioranza di un territorio, di chi rappresenta quel territorio. E quindi se quel territorio chiede un servizio, insomma, in qualche modo dobbiamo pure rispondere. Ci sarà anche chi è contrario, insomma, questo mi pare che sia logico. Anche il ministro della Giustizia traccia la rotta. Noi abbiamo già detto alle Camere che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie è oggetto di uno studio molto attento che tenga conto di tutti i fattori favorevoli e contrari. In questo momento non abbiamo ovviamente nessuna decisione, stiamo ascoltando tutte le voci per trarre alla fine delle conclusioni, non abbiamo nessuna preclusione né in un senso o nell'altro. Si torna a parlare dell'ISAC di Bassano e dopo settimane di silenzio da parte delle istituzioni arrivano parole durissime dell'ex vice sindaco Roberto Marin. Sulla situazione dell'ISAC ci sono pochi punti fermi. Ma sono davvero fermi, ovvero la bocciatura rifilata dall'amministrazione bassanese quasi all'unanimità verso il presidente del CDA Clemente Peserico è rimasta solo sulla carta e la sfiducia non ha portato alle dimissioni chieste o almeno consigliate a più riprese. Anzi, Peserico ha annunciato l'avvio dei progetti già pianificati, rimandando al mittente anche le proteste dei sindacati. La guerra di posizione si è trasformata in una pace armata e in questo silenzio risuona quasi beffardo il grido di Roberto Marin, ex vice sindaco di Bassano, che dà una lettura molto politica della faccenda. In sostanza, Marin dice che la contrapposizione fra CDA e politica cittadina è inverosimile e che la segnalazione dell'aumento delle rette a carico degli ospiti era stata tempestivamente annunciata al sindaco e alla giunta. Il tutto, ribadisce Marin, si è trasformato in una mera bega politica e sindacale, fonte di strumentalizzazione di tutti i tipi. Saranno contenti di saperlo i sindacati, che sono addirittura scesi in piazza con i lavoratori per segnalare i problemi e le istanze di questi ultimi assieme a quelli dei parenti degli ospiti. E non è tutto. L'ex vice sindaco, quasi in risposta a chi chiede da mesi le dimissioni del CDA rimanente, bacchetta l'amministrazione perché si arrivi quanto prima alla nomina dei 2 consiglieri vacanti. Insomma, non è successo niente in questi mesi. Resta da capire se la pace armata si trasformerà in una sconfitta dell'amministrazione Pavan oppure se dalle contrapposte trincee si leverà un nuovo grido di battaglia. Ennesima giornata di passione per la statale Valsugana e oggi si è aperto un nuovo cantiere a Solagna. Asfaltature in Valsugana con viabilità a flusso alternato e lunghissime code dei mezzi lungo la trafficatissima arteria nel tratto tra Romano e Solagna. Nel pomeriggio sono partiti anche i lavori, sempre di ANAS, a Solagna per la sistemazione e messa in sicurezza di un ponte che passa sotto l'SS 47. Lavori che si protrarranno sino al 7 luglio. Prevista la chiusura all'altezza del ponte di Campolongo della strada e deviazione del traffico per chi viene da nord verso la Campesana, mentre resta regolare il transito in direzione sud-nord. Ma inevitabili rallentamenti dei flussi di un traffico che ogni giorno vede 27.000 mezzi transitare, numeri che tenderanno ad aumentare in vista dell'estate. E c'è preoccupazione anche da chi amministra i comuni attraversati dalla Valsugana. C'è un aggravamento sull'abitato di Campolongo, che è il comune appunto di Valbrenta, nell'estrema parte sud, ma non dimentichiamo che poi questo accumularsi di traffico
traffico va a riverberarsi sia sulla statale 47 a nord, poi anche però soprattutto durante i weekend sul ponte di Oliero, che è un'altra delle criticità, soprattutto anche con la commistione tra ciclisti e pedoni e automobili, e quindi questo dimostra ancora una volta come questa strada insomma sia insufficiente per le esigenze del territorio, che merita assolutamente di più. Intanto si attende il prossimo incontro con ANAS per capire come muoversi anche dopo l'attivazione dell'SPV. Adesso con l'apertura della pedemontana veneta, la superstrada, è evidente che tutti i navigatori verso nord portano in statale 47 e quindi noi ci aspettiamo un aumento di traffico che in queste condizioni renderà invivibili i nostri territori. E dalla Val Brenta arriva una segnalazione: strade distrutte da mesi, guardate. Lavori fatti ormai da tempo che lasciano in eredità strade rattoppate che manca il vestito di Arlecchino. Buche è una situazione che i cittadini non intendono più accettare. Arriva proprio dai residenti di Cismon questa segnalazione che riguarda via Vittorio Veneto e le altre vie del centro abitato. Guardare per credere. Le buche e le pezze sono talmente tante che il nostro telespettatore non riesce a tenere fermo il telefonino mentre gira il video. E che dire di questo puzzle di asfalto dove sono stati fatti i lavori di posa delle tubature? I cittadini temono anche che qualcuno si faccia male, magari inciampando oppure cadendo dalla bicicletta. Pare, secondo la segnalazione, che dopo i rattoppi sia stato lasciato tutto come lo vedete per tanto tempo. È il caso di portarla all'attenzione di chi di dovere. E vi ricordo il cartello di questa settimana del TG Linea Aperta proprio sulle strade dissestate, quindi se vedete altre situazioni con strade buie, buche sull'asfalto, scrivete o mandateci dei video via WhatsApp oppure anche via email. Proprio non vanno giù ai bassanesi quelle farfalle nere che sono state dipinte sulla facciata dell'Astra e sulla strada. Guardate. Come bassanese è una vergogna a vedere un monumento così storico, classico, un teatro dei tempi. Credo sia un po' un atto di vandalismo, questo posso dire. Ah, queste farfalle? Sì. Non lo so. E che può essere? Già, che può essere? Di sicuro stanno facendo discutere le farfalle nere dipinte sulla facciata dell'ormai ex Teatro Astra. Chi lo vede come l'ennesimo scempio nei confronti di una storica struttura avvocata alla cultura della città e chi, a microfoni spenti, avanza un'ipotesi che potrebbe essere anche tristemente condivisibile, ovvero le farfalle rappresentano l'arte che vola fuori dalle porte del teatro verso un luogo altro che possa accoglierla come merita, e sono nere perché ormai a Bassano pare che di arte e cultura resti solo un'ombra. Da bassanese è molto triste vedere il teatro in queste condizioni, però a questo punto ormai sono anni e anni, dovrebbero già aver provveduto di fare qualcos'altro. C'era la caserma Cimberle Ferrari o l'ospedale vecchio che ci stava tranquillamente un teatro nuovo. È molto brutto da vedere, non so neanche chi possa aver fatto una cosa del genere, come possa venire in mente di fare, soprattutto a Bassano. Già c'era stata la storia del ponte vecchio e mi sembra ancora che non finisca più questa storia, non so chi abbia potuto aver fatto una cosa del genere, molto brutto anche da vedere sinceramente. Io sono un entomologo, mi piace degli insetti però. Non è un granché. Il teatro, io quando ero bambino venivo al cinema, era molto bello. Purtroppo è un degrado vederlo così, sì, sinceramente. A me fanno schifo semplicemente, perché dovrebbero prendere altri provvedimenti, essere più, secondo me, più severi, perché non è un'indecenza. Per quale motivo poi? Non lo so. E domani verrà disinnescato l'ordigno bellico trovato a Romano de Zelino. Domani mattina, martedì 30, l'attività che verrà effettuata in zona Corroigo sarà proprio quella di rimozione dell'ordigno per poi spostarlo per l'eventuale brillamento. È stato fissato per domattina l'intervento di rimozione dell'ordigno bellico ritrovato nella zona di Corroigo ad aprile. Si tratta di una granata della Prima Guerra Mondiale di 75 cm di diametro per quasi 30 cm di lunghezza.
Il personale dell'8° Reggimento Guastatori Paracadutisti della Folgore eseguirà la bonifica. L'operazione è classificata come semplice, ma si tratta pur sempre di un ordigno e servono quindi le precauzioni del caso. La situazione è abbastanza tranquilla, nel senso che l'operazione è considerata come semplice, ma evidentemente servono delle precauzioni. Per cui come comune metteremo un'ordinanza di chiusura della strada via Corroigo dall'intersezione con via Castello fino a via Mardignon. Un raggio di sicurezza decisamente ridotto, senza evacuazioni o disposizioni da bomba day. Il raggio di sicurezza sarà di 85 metri. L'importante per tutti coloro che transitano in questi giorni è quello proprio di fare attenzione sia alla segnaletica che alle istruzioni che verranno impartite dal personale. L'intervento non richiede una vera e propria zona rossa, ma è bene che le molte persone che transitano in zona ogni giorno facciano attenzione. È una delle zone più trafficate dal punto di vista pedonale di Romano, proprio perché si trova sui colli nel circuito del Corroigo. Per cui domani mattina, nella mattinata, dalle 9 all'incirca fino a pausa pranzo, quindi o prima, se concluderanno le operazioni antecedentemente, la strada sarà chiusa, per cui sia chi transita regolarmente sia chi invece ci va per lavoro è opportuno che stia attento sia alla segnaletica che proprio alla deviare il traffico. E boom di presenze a Marostica per la festa della ciliegia. In città oltre 12.000 persone. Una ciliegia tira l'altra, si sa, ma la ciliegia di Marostica attira tanta gente, tantissima, a vedere i numeri della 79esima edizione della festa della ciliegia marosticense. Un'edizione da record con 12.000 presenze in città e un compatto gruppo di associazioni, aziende, produttori, agricoltori e coltivatori in grado di sposare le proposte turistiche della cittadina murata e di un territorio in continua crescita. L'intera economia pedemontana ha saputo infatti trarre vantaggio da questa manifestazione, contribuendo al tempo stesso alla promozione e valorizzazione del territorio. Il brand di Marostica si arricchisce così di un altro tassello importante che va nella direzione di avere una città con un'identità forte a livello mondiale legata al mondo degli scacchi. Per quanto riguarda le premiazioni della mostra mercato, erano 80 le cassette di ciliegie in gara per le 8 diverse qualità previste dalla competizione. Una produzione che, nonostante le difficoltà delle prime settimane dovute al maltempo, ha ottenuto una certificazione di qualità piuttosto elevata. Nel corso della manifestazione è stata anche presentata una novità per il territorio, un dolce nuovo di zecca che va sotto il nome di Pecca del Salbaneo, ovvero l'impronta del salvanello, un folletto piuttosto ricorrente nel folklore locale, che ha sfornato una delizia a base di ciliegie di Marostica IGP, torcolato DOC e olio della Pedemontana. Veramente ha dato degli ottimi risultati, facendo vedere che lavorando in squadra si possono ottenere risultati eccellenti, e devo dire che come amministrazione sono contento perché abbiamo anche dei buoni report per tutte quelle attività fuori mura, diciamo fuori centro storico, che hanno coinvolto gli agriturismi e le passeggiate proprio organizzate per portare i cittadini e turisti fuori a conoscere il nostro bellissimo territorio. E la Brenta, da sempre fonte di vita per le popolazioni della valle, diventa un veicolo insostituibile per parlare alle nuove generazioni. È stato un inizio in siccità perché il fiume era molto basso, al limite diciamo della navigazione come gli anni scorsi, però sufficiente per navigare, perché questa è la portata, è un tema importante che abbiamo anche trattato più volte con la vostra TV, delle derivazioni. E comunque il fiume è bello, rigoglioso, l'acqua, il tempo è stato un po' inclemente per quanto riguarda le temperature, però la nostra struttura è attrezzata. Il grande fiume lega indissolubilmente la sua storia a quella delle genti che lo vivono da sempre. Fonte di vita, appunto, ricchezza, sostentamento e a volte fonte di preoccupazioni, paure e disastri. La Brenta è oggi una vetrina di grande importanza per il territorio. Un modo di conoscere la Val Brenta e quel che la circonda, dall'altopiano al Grappa e giù fino a Bassano e alla Pedemontana, tramite l'acqua. Noi siamo concentrati sul mondo della scuola, siamo un ente di formazione riconosciuto dal Ministero per gli insegnanti e siamo un punto di riferimento per le attività didattiche, ricreative e sportive. Abbiamo avuto tantissimi ragazzi, circa 170 istituti in questo periodo, che vanno dalle Marche al Piemonte, all'Alto Adige e al Friuli. Migliaia di studenti da tutta Italia visitano ogni anno la zona e la stagione estiva si presta particolarmente ad approfondire il rapporto con il grande fiume. Con il divertimento si impara.
con qualche brivido supplementare dovuto all'acqua e all'adrenalina. Siamo pronti per la stagione estiva dopo scuola, per i centri estivi, le parrocchie, i Grest e anche numerosi nostri ospiti che vorranno venire al nostro centro per fare i rafting, visitare le grotte di Oliero e tutto il territorio della Val Brenta. Pauroso incidente a Thiene, è stata ferita una donna. Attimi di paura questa mattina a Thiene, dove si è verificato un grave incidente stradale. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 8 in via Vittorio Veneto, in pieno centro. Secondo le prime informazioni pare che una moto Cagiva proveniente dalla stazione ferroviaria sia andata a sbattere contro una Citroën all'altezza della rotatoria di via 25 aprile. Lo schianto è stato inevitabile e la passeggera della motocicletta, una 41enne di Villaverla, ha subito lesioni dopo essere stata sbalzata a terra dall'urto. Sul posto sono accorsi i sanitari del SUEM che hanno preso in carico la donna ricoverandola all'ospedale di Sant'Orso. La viabilità della zona è andata in tilt durante le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi incidentati. I rilievi di rito e la gestione del traffico sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino. Ed ora vediamo altre brevi notizie dal territorio. Una bambina piccola si è sentita male e ha avuto difficoltà respiratorie mentre si trovava con la famiglia sul massiccio del Grappa, a nord di Malga, Camparonetta. Sul posto sono accorsi i soccorritori della Pedemontana. L'allarme è rientrato poco dopo. A Bassano un escursionista è scivolata mentre percorreva l'alta via del tabacco sopra Varrovina. 5 operatori del soccorso alpino di Asiago sono intervenuti per portare fino all'ambulanza la donna che aveva un trauma al braccio. Ubriaco e drogato sfonda con un macete il lunotto di una macchina, accusando il proprietario di avergli rubato il telefono. Un marocchino di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per tentata violazione di domicilio, minacce, danneggiamento e uso di un'arma. Rapina lungo l'Austiglia, il ladro arrestato dai carabinieri ha appena 17 anni. Rapinata lungo l'Austiglia mentre stava facendo una pedalata in bicicletta con il nipotino di 9 anni, la vittima è una 72enne di Santa Giustina in Colle che sabato nel tardo pomeriggio è stata aggredita e spinta a terra da 2 rapinatori. Uno di loro è stato individuato e arrestato, è un 17enne fermato dai carabinieri grazie all'aiuto di un ciclista che insieme alla moglie ha soccorso l'anziana e poi ha inseguito il malvivente. Il suo complice però è riuscito a dileguarsi. La rapina è avvenuta in un tratto dell'Austiglia all'altezza di San Giorgio delle Pertiche. Il nipotino che precedeva la nonna fortunatamente non si è accorto della rapina. L'anziana è stata spinta a terra da 2 ragazzi vestiti di nero e con il volto coperto da occhiali scuri. Le hanno preso la borsetta rubando portafoglio e cellulare, poi sono scappati in bici attraverso la boscaglia. La scena è stata notata dai 2 ciclisti, uno di loro ha avvisato i carabinieri e si è messo ad inseguire i ladri. Il 17enne è stato bloccato dai militari in zona Arsego a precedenti. L'anziana invece è stata medicata in ospedale a Campo San Piero. E in chiusura di telegiornale vi ricordo gli ospiti di questa sera a Focus. Parliamo di Monica Cuin, Corrado Cortese, Fabio Crea, Gian Antonio Darè, Nicola Falconi, Antonio Miatto e Alberto Montagnier. Previsioni del tempo e poi vi ringrazio per essere stati con noi. Buona serata.